Ogni spiaggia ha la sua anima, ogni territorio ha una sua eccellenza che lo rende unico. Oggi siamo a Caorle, uno dei borghi marinari più belli d'Italia, dove il mare incontra la storia e dove l'innovazione incontra le stelle a pochi chilometri dalla costa. Caorle è un antico borgo di pescatori che ha saputo trasformarsi in una delle destinazioni turistiche più apprezzate dell'Alto Adriatico, mantenendo intatta la propria identità. Qui il mare è vacanza, ma è anche cultura, tradizione e qualità della vita. Le spiagge di Caorle si estendono per quasi 3 km ai lati del centro storico e si dividono in due grandi aree, Levante e Ponente. Due spiagge vicine ma con caratteristiche molto diverse. La spiaggia di Levante è quella che accoglie il sole fin dalle prime ore del mattino. È più ampia, il fondale degrada molto lentamente e rappresenta la scelta ideale per le famiglie con bambini. Qui il mare è tranquillo, la sabbia è finissima e gli spazi sono pensati per vivere una giornata all'insegna del relax. Negli ultimi anni sono stati introdotti spazi sempre più curati, come la White Oasis, una zona esclusiva con gazebi immersi nel verde, e la Bow Beach per chi desidera trascorrere le vacanze con i propri amici a quattro zampe. Ma Levante è anche una spiaggia che guarda allo sport. Campi da beach volley, aree fitness, attività di animazione e servizi rendono questo tratto di litorale particolarmente vivace durante tutta l'estate. Spostandoci dall'altra parte del centro storico si trova la spiaggia di Ponente, completamente diversa da quella di Levante. Qui il mare ha un altro volto. L'acqua diventa un po' più profonda, già a pochi metri dalla riva, una caratteristica molto apprezzata da chi ama nuotare. È la spiaggia dei tramonti e dei lunghi aperitivi vista mare. Tra le particolarità di Ponente ci sono anche le piattaforme galleggianti in mare, diventate negli anni uno dei simboli dell'estate caorlotta. Le due spiagge sono unite da uno degli scorci più suggestivi dell'Adriatico. La Scogliera Viva è uno dei musei d'arte dove artisti di tutto il mondo scolpiscono a cielo aperto i massi che proteggono il litorale. È proprio questo connubio tra due spiagge, arte, storia e cultura che rende Caorle una località balneare diversa da tutte le altre. A pochi chilometri da questo mare nasce un'altra eccellenza del territorio, un'azienda che ha scelto di guardare più lontano, dal mare alle stelle. Siamo a San Stino di Livenza nell'azienda Dalben SPA, un'azienda che è nata nel 1987 creando la storia tra innovazione e ricerca. Nel tempo è cresciuta fino a contare oltre 130 collaboratori e 7 stabilimenti produttivi, progettando e realizzando macchinari ad altissima tecnologia, sia per il settore industriale che quello aerospaziale. Un'azienda che partendo da questo territorio contribuisce allo sviluppo della tecnologia e della ricerca a livello internazionale. Qui prendono forma le lavorazioni meccaniche di altissima precisione. Tecnologia, ricerca e innovazione si incontrano ogni giorno con un team di professionisti. Gabriele Dalben, titolare e fondatore dell'azienda. Gabriele, cosa ti ha portato a creare e a realizzare tutto questo? È la mia mentalità di creare sempre qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, qualcosa che sia nella ricerca, che non ci sia nel mercato. Il mio modo di fare è il mio spirito. Quanto importante è allora a questo punto ricerca e innovazione nel mondo d'oggi? Oggi è fondamentale, senza ricerca non c'è progresso. Qui ci troviamo in una camera bianca e stiamo realizzando il tokamak, è un reattore a fusione nucleare dove gli atomi leggeri di idrogeno, trizio e deuterio in certe condizioni particolari si fondono assieme e creano il cosiddetto plasma. Lo vediamo rappresentato lì in quel colore viola. Quel plasma andrà a 100 milioni di gradi. A cosa serve questo? Bravo. Stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di innovazione. È il futuro dell'energia. Siete un'azienda che completa la produzione a 360 gradi. Bravissima, partiamo dalla progettazione, carpenterie, lavorazioni meccaniche, montaggio, verniciature, installazione in cantieri. Abbiamo tutto il processo produttivo in casa.
Stiamo realizzando dei telescopi che, se vuoi, andiamo a vederli, che sono Andiamo. nello stabilimento lì a fianco. Sì, voglio andare a vederli. Andiamo a vederli, allora. Andiamo. Qui parliamo di telescopi con camera Cherenkov, è progettazione nostra, realizzazione nostra. Andranno installati in Cile e andranno a formare l'array più grande al mondo. Saranno 37, tutti punteranno alla stessa sorgente e faranno l'inseguimento. È l'array più grande al mondo, perciò il mondo scientifico, il mondo astrofisico si aspetta qualcosa di estremamente importante. Tipo? Questi telescopi guardano l'universo estremo e violento, cercano i raggi gamma emessi da fenomeni più energetici del cosmo, tipo i buchi neri, supernova, stelle di neutroni e materia oscura. Questi non vedono direttamente gli oggetti, ma catturano la luce bluastra Cherenkov prodotta quando i raggi gamma colpiscono l'atmosfera terrestre. Gabriele, dove ci porterà la scienza e dove ci porterà la tua azienda? La Dalben è in forte crescita in questo settore, continua a investire, perciò io penso di essere solo all'inizio di una crescita. Il mondo non si ferma e allora voglio essere tra i primi. Grazie dottor Dalben, abbiamo iniziato questa puntata guardando il mare e l'abbiamo conclusa guardando il cielo.